Signori, ci troviamo proprio sulla vetta della collina della Trinità, una piccola area naturale dove gli amici di GoWine possono venire a rilassarsi, a sorseggiare un bicchiere di Nebbiolo, mentre consultano naturalmente la guida per avere le ultime informazioni sul territorio, sulle cantine della zona. Questo era un vecchio antico sito dove un tempo c'era una chiesa campestre che stava qui un po' a proteggere i vigneti che si trovano all'intorno. È stato anche per un certo periodo una specie di torre di avvistamento, perché qui abbiamo la veduta a 360 gradi. Ultimamente noi la usiamo appunto come zona relax per i nostri clienti, i nostri visitatori. Tutto intorno abbiamo questo vigneto di Nebbiolo e un pochino più in basso abbiamo anche il nostro agriturismo Villa Tiboldi, dove avrete la possibilità di soggiornare e di assaggiare anche la nostra cucina, naturalmente abbinate ai vini dell'Albese. Il Nebbiolo normalmente qui viene impiantato nelle parti più alte delle colline, dove abbiamo poca disponibilità di acqua, ma dove il Nebbiolo è abituato a lottare. È un vitigno che ama lottare contro le situazioni avverse del clima, ed è proprio in quelle condizioni che riesce a dare il meglio, riesce a dare la giusta concentrazione, riesce a portare la giusta quantità di zuccheri nei grappoli per dare poi dei grandi vini. Trinità è la nostra vigneto, la nostra proprietà più grande che abbiamo, sono circa 17 ettari. Una parte è Nebbiolo, come abbiamo già detto, ma la parte da metà collina verso il basso è impiantata ad Arneis, l'altra grande uva del territorio del Roero. Il Roero viene anche un po' riconosciuta come la Rive Gauche, perché noi siamo alla sinistra del fiume Tanaro, o nord dell'Albese, dove non ci sono solo vitigni a bacca nera come è caratteristico a Barolo, Barbaresco o Dogliani, ma abbiamo una buona quantità anche di questo vitigno autoctono Arneis. E i primi documenti che ci sono proprio in questo paese, qui a Canale d'Alba, in una collina circa 2 km da qua, che si chiama attualmente Renesio e un tempo Renesium. Qui a Trinità i terreni sono principalmente caratterizzati da vene sabbiose, abbiamo proprio dei depositi marini a una certa quale profondità. I vini qui della Trinità non sono mai vini con molte grandi strutture, ma sono vini basati di più sulla eleganza, sull'equilibrio, sui profumi. Le sabbie hanno proprio questa caratteristica di conferire al vino delle sfumature fruttate piacevolissime, anche dopo diversi anni di invecchiamento e di bottiglia. Infatti i nostri nebbioli a volte si possono quasi confondere con certi pinot neri, proprio perché hanno una quantità di tannino diversa e quindi sono vini più facili da bere. Addirittura si possono anche bere bene d'estate, un po' freschi, possono essere un'alternativa al bianco su certi piatti. Ciao agli amici di GoWine, oggi vi illustrerò un pochino il Roero Reserva Vigna Trinità. Il Roero Reserva Vigna Trinità è l'espressione di un vero nebbiolo del Roero, quindi deriva da terreni molto sabbiosi. Nella vigna ci sono delle percentuali di sabbia molto alta. Come tipologia di vinificazione preferiamo usare una via tradizionale, quindi si parlerà sempre di non utilizzare dei rotovinificatori o temperature alte in fermentazione, quindi andremo solamente a lavorare con dei rimontaggi e a seguire nella parte terminale della fermentazione con un cappello sommerso. La fermentazione non viene fatta con lieviti selezionati, ma solamente con lieviti indigeni. Quanto invece riguarda l'invecchiamento, siamo adesso davanti ad alcune delle botti che usiamo per l'invecchiamento delle Trinità, in quanto dopo la fermentazione, un breve passaggio in acciaio per dargli una ripulita al vino, ci sarà un passaggio in legno ma all'interno di tonneau o doppie barriche, in modo che si possa avere un minimo di struttura sul prodotto, si vada a ripulire nella parte iniziale dell'invecchiamento, che andrà poi invece a seguire in queste botti grandi da 25 quintali. Momentaneamente sono tutti legni abbastanza recenti,
quindi che andranno sì a sentirsi sul prodotto, ma essendo legni di un certo livello non andranno a coprire la parte di frutta o ad andare ad appesantire eccessivamente il prodotto. È una tipologia di roero che ha una vita molto lunga, punta più sulla complessità del prodotto che sulla freschezza nei primi anni. È un tipo di roero che può avere tranquillamente una vita di 20-25 anni su questi prodotti. Quello che sto assaggiando adesso è una premassa, diciamo, quindi una parte di quello che andrà poi a essere il nostro Roero Riserva Vigna Trinità 2018. Dopo la preparazione e gli imbottigliamenti, questi tipi di vini andranno a riposare almeno 1 anno e mezzo in bottiglia, in modo che il vino possa affinarsi, possa avere un certo tipo di evoluzione e sia quindi anche più piacevole alla beva quando andrà a essere sul mercato. Alla salute.